siamo in compagnia, una squadra molto ben nutrita, di volontari della Protezione Civile. Ecco, li vedete, Protezione Civile dell'ANA Nazionale, sono di Verona e siamo in compagnia in particolare di Emanuele, che ci racconta come sono andati questi 3 giorni che stanno volgendo al termine. Ma sono andati molto bene, noi siamo la squadra zona Mincio della sezione di Verona, abbiamo dormito qua, siamo stati ospitati in un centro a Romagnano, ci hanno trattato benissimo, difatti ieri insieme alla banda della Cadore abbiamo sfilato per le vie del paese depositando una corona, il paese era pieno di bandiere tricolore, ci hanno accolto, ci hanno voluto bene, ci hanno chiesto di tornare anche senza radunata perché abbiamo instaurato un ottimo rapporto d'amicizia. Trento ci ha ospitato benissimo, noi siamo stati contenti, abbiamo fatto anche servizio alla cittadella della Protezione Civile e Trento è stata la prima volta che alla Dunata Nazionale c'è stata la Protezione Civile che ha fatto la sua cittadella. Abbiamo lavorato da giovedì all'inaugurazione, anche noi abbiamo prestato servizio con dei nostri volontari e direi che è andato tutto benissimo e abbiamo fatto anche tanta festa, cioè anzi. Non è che vi siete tirati indietro, insomma. No, quello mai, no, non ci siamo tirati indietro, non ci siamo buttati troppo avanti, quello sempre ci sappiamo fermare, però quando c'è da far festa facciamo festa, quando c'è da lavorare noi lavoriamo e adesso facciamo festa. Adesso nel frattempo è passata la fanfara alle nostre spalle di Bergamo, la potete sentire in sottofondo con il commento. Volevo chiedere a Emanuele, come abbiamo letto che c'è un decalogo della Dunata, da tenere la Dunata. Quante di queste 10 voci sono state rispettate? 10. Tutte e 10? Sono molto interpretabili, ma fondamentalmente è che noi partiamo con l'intenzione di rispettarle e le rispettiamo. Poi insomma è tutto opinabile. Va bene, Verona che tra l'altro se la gioca per la Dunata Nazionale del 2020, la 2020, sì. Con Torino, Rimini, Firenze e Verona, soprattutto Verona perché ci crediamo, la vogliamo, stiamo lavorando molto per averla. Si parla di migliaia e migliaia di veronesi che sono saliti qua su a Trento per sfilare oggi, dovrebbero esserci anche tutti i sindaci della provincia di Verona a rappresentare la volontà col sindaco di Verona in testa di volere questa Dunata perché anche noi siamo una città alpina a tutti gli effetti. Grazie, allora da Via Giusti e Verona per il momento è tutto, ci risentiamo dopo.